Eccoci qua, siamo di nuovo insieme. Attenzione, siamo in onda. Allora, io colgo l'opportunità perché volevo dare la parola a Simonetta Trignago, che però nel frattempo stimolava i consiglieri regionali lì vicino a fare che cosa? Io ne approfitto sempre, lo sai. Allora facciamolo in trasmissione. No, niente, perché abbiamo in fase di, spero, approvazione veloce in Consiglio regionale il programma di attività che andremo a svolgere prossimamente, in cui è prevista proprio una campagna sui social network di questi messaggi sulle pari opportunità, perché il rispetto del prossimo nasce proprio sulla parità e quindi andavo a sollecitare un'approvazione veloce, proprio Cicero Prodomo. Sulle pari opportunità diremo sempre di sì, anzi condividiamo, sì, assolutamente. Anzi condividiamo molto quello che è stato detto ieri al convegno, ci tengo a fare i complimenti in diretta perché hanno posto un tema vero. In Consiglio regionale siedono 4 donne su 60 consiglieri, adesso 3 perché una è andata a Roma. E 4 donne su 60 al momento dell'elezione sono assolutamente una percentuale che non rispecchia il sentire. Ah, è giusto, perché anche la pari opportunità in Consiglio regionale è giusto. Il sentire di una regione, cioè per quanto ci mettiamo, un uomo è un uomo, non vive le cose in un modo diverso. Ma certo, non vive la maternità in maniera diretta, non vive i problemi della violenza sessuale di cui abbiamo discusso oggi. Allora, c'è una legge che è in discussione nelle prossime settimane che prevede la possibilità della doppia preferenza. È stato dimostrato che con la doppia preferenza è un'opportunità, l'elettore può usarla o no. Ma è stato dimostrato come nei consigli comunali siamo arrivati a oltre un terzo, se non ricordo male, di presenza di donne, 30-35%. Tenete presente che fino a qualche anno fa eravamo sotto il 10%, quindi è un modo concreto attraverso il quale, quindi porte apertissime alla Commissione per pari opportunità. Quello che critico e polemizzo, anzi ho anche depositato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura, e quando le campagne comunicative le fa il Presidente Zaia, ma questo è un altro argomento. No, questo non entriamo nel merito. Capitone. Anch'io condivido quello che ha detto il collega Ruzzante, assolutamente c'è da parte nostra la disponibilità a lavorare. Tra l'altro, quando abbiamo fatto la legge regionale, onestamente noi avevamo presentato l'emendamento per la doppia preferenza e non è passato, ma non per colpa del centro-sinistra che ha votato compatto, c'è stata una maggioranza che ha detto no. Adesso si ridiscute, noi siamo assolutamente favorevoli. Speriamo che i tempi siano maturi. Siamo assolutamente, erano maturi anche 5 anni fa, perché in campagna l'hanno fatto già 10 anni fa questa norma, quindi non è che la campagna sia più avanti dal punto di vista normativo, saremo là. Quindi c'è una sensibilità maggiore, ribadisco, se oggi noi discutiamo di un tema così delicato, così complesso, su cui tutti noi siamo d'accordo che non si può più far finta di nulla, se a livello nazionale c'è una presa di coscienza così importante, se le cronache sono piene di atti così indegni, è evidente che questa è un'emergenza, quindi la donna che con l'uomo rappresenta poi la comunità deve avere la pari dignità e la pari opportunità dovunque. Assolutamente, no, questo sì. Sì, volevo chiedere a lei come consigliere. Ecco, io credo che appunto è bello sottolineare questo aspetto qui, perché per arginare questi problemi dei maltrattamenti alle donne, la società deve riconoscere un ruolo alla donna. Cioè bisogna mettere le donne nella condizione di poter anche loro operare nell'ambito, ad esempio, della politica. Io lo dico, sono un po' scettico sulla doppia preferenza. Per una cosa molto semplice, dopo succede che siccome le liste le fanno sempre i maschietti, si rincorre il nominativo femminile perché bisogna raggiungere quota 50 assolutamente, poi quando si va a votare in consiglio comunale o in consiglio la quota 50 è già obbligatoria. Sì, no, ma siccome ho visto anche recenti elezioni amministrative appunto dove il problema era riempire con il nome della donna, ecco, allora trovo molto più intelligente, ad esempio fare un ragionamento sul merito, perché ci sono tantissime donne che valgono molto più di tanti uomini che ricoprono oggi dei ruoli in politica. Però, come sappiamo, alla donna spetta il peso della famiglia, dico peso, ma per una vocazione sua naturale, perché arriva là dove noi non arriviamo, è inutile che stiamo qua tanto a raccontarci.
dobbiamo mettere nelle condizioni di poter fare politica, ad esempio, dobbiamo mettere nelle condizioni di poter sedere nei consigli di amministrazione, dobbiamo creare quegli strumenti, ad esempio, di servizio alle famiglie, ad esempio, chi guarda il bambino, oppure la pratica delle dimissioni in bianco. Ho conosciuto consiglieri comunali che lavoravano nel privato che alla fine non hanno potuto esercitare al 100% il loro mandato perché il suo datore di lavoro non gli consentiva amichevolmente di prendere i permessi. Allora dobbiamo, ecco, qui sia la sfida che le forze politiche devono prendere, dobbiamo creare le condizioni perché le donne riescono a spendersi anche in ambiti fuori dalla famiglia e del ruolo che alcuni uomini invece le vorrebbero costrette. Ecco. E questo secondo me è il ragionamento... È una provocazione terribile, dico, ma è un problema delle donne che fanno fatica a occuparsi di politica o è un problema della politica che non sa attirare le donne come forza propositiva, concreta, operativa, attenta? Cioè, a me piacerebbe vedere una politica che attira le donne. Andiamo direttamente alla soluzione del problema. Mettiamo più donne nei consigli regionali, nei parlamenti e sicuramente sarà una politica diversa. Io credo anche migliore, ne sono straconvinto, poi questo lo vedremo. Ne sono un altro più completa. Sicuramente più vicina alle esigenze delle donne. Questo è il termine giusto, Posso più dire completa. E questo è perché poi che tutto sembra così bello non lo è. Donne che comunque... poiché fare politica è un impegno, se la fai seriamente a certi livelli è un impegno molto molto forte, significa trascurare famiglia, lavoro, significa veramente dare tanto se lo fai nell'interesse della comunità, eccetera, eccetera, come è giusto farlo d'altronde. Devo dire che purtroppo donne che disponibili a fare questo, devo dire, non è che ce ne sono tantissime. O se no perdono la famiglia. Perché non è solo il fatto, no, nel senso che è un problema, quindi è vero in parte quello che dice lei, la Presidente. Ma perché secondo me le regole del gioco sono state dettate a monte dagli uomini, cioè al di là di tutto, io faccio la battuta, regole del gioco ma in no, politica, io faccio anche il sindacato, sono... per esempio, le riunioni sindacali, adesso non c'è la prelegata, però sono così, sono riunioni fiume, le riunioni politiche fiume, da chi è che le ha dettate a monte? L'uomo, per cui invece io mi trovo tante volte a parlare con donne, eccetera, in modo sintetico, in 30 secondi, sì, no, buon chiuso, perché sappiamo che non farebbero mai una riunione alle 21 di sera. No, esatto. Ma non passerebbe mai, neanche per noi è un obbligo. No, ma perché all'uomo ha anche piacere, perché gli sta bene questi tempi diversi, cioè li avete dettate voi. Cioè, ci sono le donne a casa. Esatto, viceversa una donna se la prima volta, se non è da sola, ha una famiglia o anche solo un marito, la prima volta torna a casa a mezzanotte, la seconda, la terza, poi voglio vedere come girano le cose, chiedo anche lei come sindacato perché giustamente Vito ne ha fatto una Sì, no, ma sicuramente il problema non è tanto, ed è anche quello purtroppo, di non avere donne che fanno politica proprio perché per i tempi, eccetera. Ma se facciamo un passettino indietro, si fa fatica anche a trovare donne che abbiano un minimo di attività anche sindacale nelle aziende, perché i delegati sindacali, l'attività sindacale, eccetera, si fa fatica perché le donne a una certa ora, siccome che il peso è per chi lavora, per chi ha ancora la fortuna di lavorare, perché stiamo vivendo una crisi infernale, sì, cioè nel senso che no, troviamo marito e anche moglie a casa disoccupate, perciò quindi ci sono anche queste situazioni, ma chi ha ancora la fortuna di lavorare fa fatica a gestire il lavoro, la famiglia e magari anche... Quindi il problema è, al di là delle belle cose, delle cose interessanti e colte che si possono sempre dire, che va sempre bene, se non creiamo le condizioni per dare la possibilità alle donne, in questo caso, di scegliere liberamente, cioè io scelgo se voglio starmene a casa a guardarmi il bambino o seppure voglio andare a lavorare. Oggi neanche questo si riesce a fare, altro che andare in politica, non si riesce neanche a scegliere, perché se la famiglia, la coppia non ha ancora i nonni che gli guardano i bambini, eccetera, cioè è evidente che poi dopo il peso purtroppo, ahimè, cade sulla donna. La dottoressa è venuta qui quindi con cade il sulla bambino. Donna, oltre che avere una società fatta così, abbiamo anche un sistema, anche adesso io non voglio prendermela con gli imprenditori, dove si fa una fatica enorme, siccome che al pubblico non gli voglio più chiedere nulla perché non hanno più disponibilità, perciò tutte le promesse sono tutte promesse e basta, però agli imprenditori a volte trovare anche un modo di responsabilità sociale di territorio, cioè mettersi d'accordo, convenire sul territorio, sul sistema di welfare per la famiglia, per la donna, in modo che tutti si possa
essere un po' più liberi, in modo particolare la donna, se no il resto rimane tutta bella filosofia, se non si fanno queste cose, perché il problema poi qua, vedi, giriamo e arriviamo là, andiamo ai servizi, alla famiglia. Diceva la collega prima di andare via, il problema oggi è la famiglia che è quella bistrattata, cioè servizi alla famiglia non ce ne sono, e se nella famiglia il peso maggiore è della donna, fate voi. Infatti, no, a proposito di iniziative, volevo dare la parola a Sposato, solo una cosa, perché la dottoressa ha dei dati importanti che giustamente voleva tirar fuori, quindi volevo dare un attimo a sottolinearli perché poi passare a Sposato. Sì, volevo dare i dati del nostro centro fino ad oggi, dall'inizio dell'anno abbiamo accolto 687 donne e abbiamo quasi raggiunto il dato dell'anno scorso che era di 720 in tutto l'anno, quindi probabilmente quest'anno anche supereremo questo dato. Il 63% di queste donne ha figli, i minori coinvolti sono 473 e molti di questi vittime anche di violenza assistita che abbiamo nominato prima. La maggior parte di queste, il 68%, sono italiane e il tipo di violenza nel 99% dei casi è violenza di tipo familiare, quindi all'interno delle mura domestiche. Di questa tipologia di violenza il 71% dei casi l'autore è il marito o il compagno o comunque l'ex, nel restante 29% dei casi è comunque un conoscente o un familiare che non è legato appunto da un legame affettivo. E poi per quanto riguarda le case, siccome appunto a Padova ha un servizio completo che va dalla pronta emergenza, che significa che il nostro centro viene contattato dalle forze dell'ordine o dal pronto soccorso e nel giro di 2 ore noi possiamo garantire a una donna con relativi figli minori una protezione per una settimana in una casa che ha indirizzo segreto che viene gestita dalla Croce Rossa. In questo tipo di case sono state ospitate in un anno 16 donne con 19 figli minori, quindi vediamo sono più i figli delle donne, ma un po' in tutti i casi. Anche nella casa di fuga del comune di Padova abbiamo ospitato 9 donne con 13 figli di minori e a Este abbiamo anche una casa e lì abbiamo ospitato 2 donne con un bambino. E nelle case di seconda accoglienza attualmente abbiamo 7 donne e 5 figli minori. Questo è giusto per far capire l'andamento della situazione. Ma solo la provincia di Padova. È solo, esatto, però vale dappertutto, vale a livello pluriregionale. Sposato? Sì, sarebbe interessante un giorno se facciamo una trasmissione sull'evoluzione del ruolo della donna nella nostra società. Per esempio oggi in Tunisia hanno votato il nuovo presidente, andrà al ballottaggio. Per la Tunisia, le donne tunisine ai tempi di Bourguiba, che era il presidente prima di Ben Ali, hanno votato prima delle italiane. Noi abbiamo avuto nel nostro excursus 2 momenti, il momento in cui le donne hanno votato in Italia dopo il dopoguerra e il 79, quando alle donne è consentito di andare in maternità senza essere licenziate, perché prima potevano essere licenziate. Quindi noi scontiamo, secondo me, ma siamo sulla buona direzione, anche dal punto di vista culturale, siamo troppo giovani verso questa situazione, sarebbe interessante approfondirlo. No, io dalle discussioni, dalle interventi più che discussioni che sono emerse, in qualche passaggio è emersa la necessità di risorse anche a sostegno delle strutture o per iniziative di sensibilizzazione. E io credo che l'apporto dello Stato, l'apporto del pubblico sarà sempre più esiguo per ovvi motivi, più attento, forse anche magari più mirato, forse anche meglio rispetto a prima. Ma anche le aziende possono comunque contribuire a sostegno di queste strutture e ho elencato brevemente alcune cose che le aziende possono fare a sostegno delle organizzazioni no profit in generale, non solo per coloro che sostengono che cosa le donne. Sostanzialmente, puntualizzando quali sono gli aspetti? Peraltro ieri sera abbiamo fatto col gruppo Polis di Padova, abbiamo fatto come ogni anno, organizzato una cena al B4 con 230 imprenditori proprio per sensibilizzarli a sostenere queste associazioni che si occupano del no profit. Allora no, non solo, i punti come sono interessanti, buttati così, però il tempo, devo andare in pubblicità, andiamo proprio in pubblicità per l'ultima volta, così dopo diamo spazio anche a Sposato di buttarla a queste provocazioni e vediamo che cosa ne pensate, se secondo voi possono essere efficaci, possono servire a qualche cosa, insomma pubblicità pochi secondi, poi siamo con voi.